buonasera. La mia passione per la politica cominciò piuttosto tardi, avevo quasi 35 anni. Prima di allora la politica non mi interessava, anzi mi dava proprio fastidio. Poi successe una piccola cosa che però mi fece cambiare idea. Nei primi anni '80 ero nel direttivo della Sangiovannese, piccole cose, ma è solo per inquadrare un po' il problema. La squadra di calcio del mio paese. Nel comune c'erano due società, appunto la Sangiovannese e il Casarsa. Tra loro c'era una sana rivalità sportiva, partecipavamo allo stesso campionato, il derby era vissuto come un avvenimento storico. Poi improvvisamente i due direttivi decidono di fondersi per unire le forze e costruire una squadra comunale più forte. L'idea non era poi così peregrina, si poteva anche condividere, certo sarebbe finito il tifo, quel sano tifo che divideva le due tifoserie, ma il motivo era un altro. Il motivo della fusione che è venuto che si voleva non era sportivo, la verità era veramente un'altra, in sostanza era un braccio di ferro tra i due più importanti uomini politici locali, uno democristiano e l'altro socialista. Il democristiano di Casarsa era per la fusione, il socialista di San Giovanni era contrario. Comunque per la fusione serviva l'ok della cittadinanza della gente delle due comunità. A Casarsa vinsero i fautori della fusione quasi all'unanimità, mentre a San Giovanni vince per un soffio chi era contrario. Chi era democristiano ha votato per la fusione, chi era socialista ha votato contro. A causa dell'appartenenza partitica, così si sono rotte amicizie, amici d'infanzia si sono tolti il saluto, insomma questo avvenimento aveva lacerato le due comunità. E così mi sono chiesto, com'è possibile creare tutto questo scompiglio per dei piccoli interessi di bottega partitici? Come è stato possibile arrivare a tanto? Così decisi di fare qualcosa, che non era giusto rimanerne fuori. Dovevo combattere questa politica malata. Andare a votare non mi bastava più. Mi chiesi quindi qual era il soggetto politico che in quel momento si batteva contro questa degenerazione dei partiti. La mia scelta cadde su Pannella e i radicali e così iniziai il mio percorso politico. Insomma, avevo deciso che d'ora in poi le cose non sarebbero più passate sopra la mia testa senza che me ne accorgessi. Questo fatto, seppur minimale, mi aveva aperto gli occhi. Anche allora erano molto schifati della classe politica e usavano gli stessi argomenti che si usano oggi. Così come allora la politica fa ancora schifo e che sia distante dai bisogni della gente è un fatto reale, un fatto vero. È pure vero che buona parte della classe politica è inadeguata, bugiarda e alle volte pure ladra. Ma è proprio perché è così squallida che si deve, direi quasi obbligatorio, partecipare, anche perché la politica comunque si interessa di voi. È invasiva, entra su tutto, sceglie ad esempio anche l'altezza del soffitto di casa vostra, prende decisioni che incidono sulla vita vostra e dei vostri cari. Così quando diciamo che la politica è in marcia e non ne vogliamo sapere è come disinteressarsi della qualità della propria vita. Per cui vi invito a partecipare, a informarvi sulle scelte dei vostri eletti. Faccio un esempio. Quanti conoscono la storia infinita dell'ospedale civile di Pordenone? Siamo certi che la decisione presa dalla Giunta Tondo di costruirlo ex novo sia la decisione giusta? Oppure era più giusta la scelta dell'ex presidente Illy che voleva ristrutturare il vecchio? Ci siamo sufficientemente informati su questo problema così importante per il nostro futuro? Purtroppo, e ne sono certo, molti pordenonesi lo conoscono solo superficialmente. E così chi è di centrodestra è a favore della scelta di Tondo e viceversa chi è di centrosinistra era a favore ovviamente della scelta di Illy. E questo è un errore. Dividersi ideologicamente su questi problemi è da fessi. A riparo dalle ideologie spesso i politicanti consumano le loro peggiori porcherie. Togliamoci quindi le fette della mortadella dagli occhi, quali sono le appartenenze partitiche e vedrete che riusciremo a vedere il mondo politico da un'angolatura diversa, più vera. Informiamoci, anche se è difficile districarsi in una informazione malata e inginocchiata al potere come l'attuale. Serve un grande sforzo mentale, bisogna imparare a leggere tra le righe, viaggiare in internet. Oggi ad esempio nessun media parla più delle troppe tasse, nessuno dice che lavoriamo fino a luglio per lo Stato, pochi scrivono o intervistano i cittadini per strada che hanno difficoltà a arrivare con difficoltà a fine mese. Prima sulle TV e sui giornali era un argomento molto trattato, era importante tanto quanto la sicurezza. Pochi ricordano le offese a Ciampi e Prodi per l'ingresso dell'Italia nella zona dell'euro. Oggi anche i non addetti ai lavori sanno che senza l'euro, dopo il crollo della finanza mondiale, la vecchia lira sarebbe carta straccia e il nostro paese avrebbe fatto la fine dell'Argentina. E però
i politici e i partiti che hanno volgarmente insultato i presidenti Ciampi e Prodi oggi tacciono, non chiedono neanche scusa. Meditare su queste cose non farebbe male, sarebbe un buon esercizio. Coraggio quindi, diamoci una svegliata, non facciamoci prendere in giro, impegniamoci e incominciamo a far sentire il nostro fiato sul collo di questa classe politica. È nell'interesse di tutti. Arrivederci a mercoledì prossimo.